Pasolini nasce a Bologna nel 1922, ma il fatto che nasca a Bologna è un po' casuale, perché nasce a Bologna perché il padre era un ufficiale dell'esercito che si trovava a distanza a Bologna in quel momento. Ma il vero luogo dell'anima, il punto di riferimento anche emotivo e in qualche modo letterario di Pasolini è il Friuli, che era la terra da cui veniva la madre, Susanna Colussi, che era originaria di Casarsa della Delizia. Basti pensare che quando Pasolini esordisce con il suo primo libro, 1942, Poesia Casarsa, si tratta di una raccolta di poesie in friulano. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, Pasolini sfolla insieme alla madre a Casarsa, ma non nella casa di famiglia, dove oggi è presente il centro studi Pasolini, perché è vicina alla stazione ferroviaria e questo la rendeva un po' pericolosa per i bombardamenti, e quindi decidono di prendere in affitto uno stanzone in una frazione di Casarsa che è Versuta, che poi diventerà Viluta nel romanzo Atti impuri. Tra l'altro in questo luogo Pasolini apre una scuola popolare per i figli dei contadini che erano impediti ad accedere alle scuole regolari a causa della guerra, e in un casello in mezzo a un campo, tuttora presente il rudere, faceva lezione a questi ragazzi insieme alla madre che era maestra elementare. Il fiume Tagliamento è molto importante perché è il luogo dell'avventura, della scoperta. Pasolini lo descrive nei suoi scritti autobiografici, Atti impuri, Amado mio, Il sogno di una cosa, come descrive anche tutta una serie di paesini che erano il luogo diciamo delle feste, delle sagre di paese, delle sagre popolari, dei balli, e San Vito era un po' la cittadina in cui c'era la possibilità anche di compiere queste attività che per Pasolini corrispondono alla scoperta del popolo, cioè entrare in comunicazione con una classe sociale diversa dalla propria, che è la borghesia, proprio scoprendo questo e valorizzando questo contatto con la gente.